5 persone, 4 uomini e una ragazza di appena 22 anni sono stati individuati e identificati responsabili dell'aggressione a Mattias e Marlon, i due fidanzati pestati di botte la notte del 19 settembre mentre si stavano scambiando un bacio proprio davanti al comune di Padova in pieno centro città. I carabinieri di Prato della Valle, dopo aver visionato attentamente i filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza del centro storico e aver ascoltato i testimoni dell'aggressione, hanno ricostruito l'accaduto e denunciato i colpevoli. Oltre alla 22enne padovana, la banda di violenti era composta da un 54enne di Montegrotto con precedenti per maltrattamenti, da un 43enne moldavo, da un 21enne padovano e da un 23enne di Rubano. Tutti e 5 sono stati denunciati per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Al momento i carabinieri, dopo aver sentito i testimoni del fatto, non contestano la matrice omofoba dell'aggressione, ma il pestaggio sarebbe stato l'apice di una serie di schermaglie iniziate in serata. I due fidanzati picchiati avevano raccontato il loro pestaggio in un video postato sui loro social network. Quella notte, hanno detto, erano stati accerchiati e picchiati mentre si stavano scambiando un bacio. Dopo la loro aggressione, molti giovani padovani e l'Arcigay si erano mobilitati con un sit-in di solidarietà a cui aveva partecipato anche l'onorevole del PD Alessandro Zan.